questo concetto, questa serie di concetti espressa dalla, si vede la freccia? Sì. Da questo chiamare di riga, che è riportata da un vocabolario, adesso non ricordo come si chiama, il famoso vocabolario della lingua italiana, il rilievo, cioè quello che avanza dalla mensa, cioè i resti. Tenetelo a mente perché ha un senso, cioè che quando si fa un rilievo sostanzialmente non è che si mangia qualcosa, ecco, c'è una specie di banchetto e qualcosa si porta via. Ecco. C'è dell'ironia di quello che ho detto, autoironia, voglio dire, perché essendo io architetto e avendo fatto dei rilievi ho percepito questa funzione del rilevare come un'attività, diciamo, di fruizione, un modo di fruire molto particolare e molto da dentro, diciamo, l'edificio nella sua natura architettonica, progettuale, cioè il rilievo è qualcosa che non si ferma non è solamente topografia, ma travalica questo approccio freddo proprio per il coinvolgimento della professione pratica. Quindi da un lato c'è l'architetto, dall'altro lato c'è l'edificio e c'è una specie di reazione. Ecco. Dopodiché ci sono aspetti più tecnici, tra gli altri, per esempio, il fatto che il rilievo ha anche un significato artistico, no? Nella storia dell'arte, e poi ha anche un significato di tipo catastale, no? E poi c'è il problema della percezione del rilievo nella fisiologia. Ecco, poi alla fine ho messo una classica definizione che il rilievo è la trasposizione grafica, un'operazione quindi, che tende a tradurre una tridimensionalità in una bidimensionalità. Quindi una trasposizione grafica di un'opera architettonica, un edificio o un'opera architettonica. Si possono fare delle distinzioni su queste due qualità dell'edificio, l'essere costruito, l'essere abitato e l'essere un oggetto d'arte. No? La trasposizione grafica quindi è un disegno che prima di tutto è dal vero, poi viene implementato da misurazioni e infine viene rigorosamente tradotto con la geometria descrittiva della proiezione verticale, e cioè la pianta e il prospetto. Quindi ecco, in questa seconda diapositiva mi sono posto il problema di come si può collocare il rilievo all'interno di una pratica storiografica. Credo di aver individuato 3 livelli, un livello storico, un livello descrittivo e un livello critico, diciamo estetico-critico, e nel livello storico dovrebbe essere lo studio delle fonti documentarie, no? Quindi documenti